Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo sul mio gruppo dolomitico preferito, il gruppo del Cristallo, e quello che andremo a fare oggi sarà la ferrata a Marino Bianchi. Ho lasciato la macchina a Rio Gere, ho preso la seggiovia che mi ha portato fino al rifugio Son Forca, dopodiché ho percorso la grava di Staunis a piedi per la terza volta ormai. Record personale, rifugio Son Forca, rifugio Lorenzi in 1 ora e 42. E sono arrivato qua al rifugio Lorenzi. Alla mia sinistra inizia la ferrata Marino Bianchi. E ora vi faccio vedere com'è questa ferrata e come si arriva su. A dopo. Cin! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are not. Cominciata da poco, ma mi sta già piacendo un sacco. Sono arrivato alla scala, punto iconico di questa via ferrata. Ora la faccio, poi proseguo. A dopo. We're reaching for the stars. We're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Manca poco, dai che si vede la croce. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars. We're making this too hard. And I want. Arrivato in cima al Cristallo di Mezzo. Spettacolare. E si sta da Dio. Viva settembre proprio. Vuoi mettere a farsi un risotto a 3221 metri? Tutto un altro sapore. Buon appetito! Bene, dopo questo meritato pranzetto in cima al Cristallo di Mezzo, con una vista incredibile, forse il miglior ristorante che si può desiderare a queste quote, rientro al rifugio Lorenzi per il sentiero che costeggia
a mezza costa il cristallo di mezzo e ad un certo punto si riallaccerà alla ferrata e quindi ripercorrerò a ritroso il primo tratto di ferrata. Quindi si fa un anello che però non riporta direttamente a Lorenzi ma riporta al primo tratto di ferrata. Qua si sta rannuvolando un po' purtroppo, quindi adesso mi avvio e poi mi riposerò un attimo a Rifugio Lorenzi. A dopo! Terminata la ferrata Marino Bianchi, stupenda, la metto a pari merito con la di Bona. Ci sono stati alcuni punti che mi hanno messo in difficoltà, come al solito. Sono piccolissimi tratti verticali o a volte strapiombanti, si superano abbastanza agevolmente, ma non sono assolutamente banali. E adesso si torna giù a Rifugio San Forca. Ora mi aspetto una bella cenetta e dopo mi fermerò lì a dormire. E adesso farò la grava di Staunis, che è il ghiaione appunto che mi riporterà al Son Forca. Come va fatto un ghiaione? Vi faccio vedere. Così si fa, bello ignorante. Bene, dopo questa splendida cena direi che è ora di andare a letto. Questa notte finalmente c'è un po' di sereno, quindi vorrei lasciare fuori la GoPro e vedere cosa succede. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.